Prima edizione di Antena 3, eccoci di nuovo in diretta, stiamo aspettando l'intervista a conclusione della conferenza stampa del Presidente Zaia. Approfitto intanto che si preparano tutti quanti per presentare l'ospite che ho in studio. Buongiorno ad Andrea D'Apporto, grazie per essere qui, del coordinamento di Libera Treviso, perché oggi abbiamo detto è la giornata dedicata alla memoria delle vittime innocenti di mafia. A Milano è in corso la manifestazione e lo stesso ministro Valditara, ministro dell'istruzione del merito, che abbiamo visto essere al Balbi, è qui per parlare proprio di scuola e legalità. D'Apporto, scuola e legalità, un ambito specifico. In generale oggi il ministro ha detto, tra l'altro, vigileremo perché anche il mondo della scuola non sia coinvolto, interessato dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. Questo è estremamente importante perché appunto le scuole, anche per noi come Libera, sono uno dei punti fondamentali di riferimento nel nostro processo di formazione. Noi andiamo, quando siamo chiamati, costruiamo dei progetti con le scuole proprio perché è un punto fondamentale di crescita, cioè i giovani sono il futuro, ma i giovani anche è giusto costruire una conoscenza e una memoria rispetto al fenomeno. Oggi è interessante che appunto il Ministro a Venezia e il Presidente della Repubblica è presente anche in manifestazioni importanti, la manifestazione di Milano, che è un punto di riferimento fondamentale. Vedevo i dati, oggi a Milano 50.000 ragazzi e ragazze giovani. Ed è interessante questo fenomeno perché non è organizzata da un partito, da un sindacato questa manifestazione, è organizzata da Libera, un'associazione che non ha una struttura e quindi nasce dal basso. Provincia di Treviso, scuole come il Giorgione di Castelfranco, come in altri a Conegliano, come in altri punti, come ad esempio il sindacato dei pensionati della CGIL, hanno organizzato dei pullman appunto per portare prevalentemente i ragazzi. È il primo giorno di primavera e 50.000 fiori meravigliosi sono fioriti oggi a Milano. Tra poco andremo a vedere. Andiamo al Balbi che sta parlando il Presidente Zaia, prendiamo le ultime battute al microfono. Sentiamo. Serie televisiva di Rai 1 e cose nostre. Prossimamente lei sarà in tribunale per un processo. Ragazzi, e un sacco di fondi che stanno arrivando nello Stato giovane, quindi legato sempre al discorso Ma guardate, noi fin da subito, al momento della candidatura di Milano Cortina e del dossier che ho presentato, abbiamo subito avuto contatti con le autorità, ovviamente con la magistratura, perché è fondamentale che questo percorso lo si faccia assieme, dove ci sono soldi, dove ci sono opportunità, molto spesso ci sono anche le opportunità per le infiltrazioni. Dobbiamo evitare che queste infiltrazioni ne nascano e ci siano. Prossimamente ha detto che sarà in tribunale proprio per un processo, per associazione. Noi ci costituiamo per legge regionale come parte civile in tutti i processi per mafia, camorra, insomma le grandi infiltrazioni malavitose, e quindi siamo costituiti e sarò il 4 come teste, come parte civile, ovviamente a portare le ragioni della regione. Posso chiedere una cosa riguardo al riconoscimento anagrafico dei bambini delle famiglie omogenitoriali? I sindaci si trovano in una fase di impasse, c'è un vuoto legislativo e ognuno va per sé. Ma guarda, io non ho seguito questa partita anche perché va distinta tra il diritto all'iscrizione all'anagrafe e l'altra rivendicazione, che è quella di avere appunto la gestante con l'utero in affitto, e tutta una partita che è delicatissima. Io ragiono sempre in una maniera che la mia libertà finisce dove inizia la tua e viceversa, e quindi diciamo, rispetto all'utero in affitto, le libertà sono le libertà di chi magari vorrebbe avere un figlio, ma ce ne sono anche le libertà della donna, che non mi risulta che lo faccia divertendosi di restare incinta e donare il proprio bimbo, e le libertà del bimbo, e quindi il discorso è molto complicato e non lo liquiderei come fa qualcuno. Come la vede la scuola di domani con l'autonomia differenziata? Ma vedo una scuola assolutamente non in contrapposizione, non sicuramente egalitaria, è una scuola che comunque sarà più performante. Vi faccio un esempio: se l'obiettivo nazionale è lavorare contro la dispersione
dispersione scolastica, che è sacrosanto, ma è innegabile che ci siano delle regioni che hanno il problema principale della dispersione scolastica ed altre come la nostra che magari hanno il problema di insistere di più sulla seconda lingua con gli studenti. Quindi si fanno più abiti su misura, è una scuola più tailor made, per usare un termine inglese. Poi che sia il bullo a lasciare la scuola e non è bullizzato. Ma io resto convinto di questo, acclarato che c'è qualcuno che si è comportato male, intanto lo mandiamo a fare lavori socialmente utili nelle case di riposo, nei centri per disabili e in altri luoghi del genere, e dall'altro non è che la storia deve essere sempre la stessa, che il bullizzato, cioè chi subisce atti di bullismo se ne deve andare, interrompe l'anno scolastico perché non si può neanche più presentare in aula e comunque è sempre a rischio, decisamente no. Le posso fare una domanda su un tema molto delicato e controverso, l'affermazione di genere? Il Veneto sembra sia aperto e abbia recepito un bisogno. Piovono come al solito sul tema critiche, ma come sta procedendo la questione? Ma come sta procedendo non vi lo so dire perché non compete a noi, sarà l'azienda ospedaliera che seguirà. Non ho altro da aggiungere, l'ho già detto milioni di volte, l'amministratore è una garanzia ed è un buon amministratore quando difende i diritti di tutti. Siccome questo è un diritto sancito per legge, forse qualcuno si è perso qualche episodio della serie, la legge prevede che ci sia un livello essenziale dell'assistenza, punto. Quindi finché c'è una legge va applicata, se a qualcuno non piace la legge va in Parlamento, la cambia, cosa volete che vi dica? Possiamo parlare un po' Grazie. sul discorso siccità perché c'è tutto questo accordo anche con il Trentino, cioè ci sono i comuni che già Ma noi avanti. dialoghiamo con Eccoci qua, allora lasciamo Palazzo Balbi, abbiamo sentito tanti concetti, no, da porto anche sul tema dei diritti civili. Le chiedo un attimo di pazienza perché dovremmo avere collegati in diretta da Possagno, tutt'altro tema, parliamo di cultura di Antonio Canova in questo caso, la collega Sharon Di Carlo, eccola qua, la vedo collegata. A te la linea, Sharon. Buongiorno Lina e buongiorno a tutti i telespettatori di Antena 3, lo hai detto tu, siamo a Possagno alla Gipsoteca Museo Antonio Canova perché oggi inaugura una nuova mostra dal titolo Canova e il potere, una mostra, lo racconta il titolo, che parla appunto del rapporto indissolubile tra l'arte e i grandi mecenati e quindi il potere. In questo momento si sta svolgendo qui vicino a noi una conferenza stampa di presentazione di questa grande mostra. Ospite d'onore è il sottosegretario alla cultura e presidente della Fondazione Antonio Canova Vittorio Sgarbi. Noi l'abbiamo intercettato proprio prima che entrasse alla conferenza, guardiamo insieme il servizio e poi ti restituisco la linea. Ci racconti di questa mostra meravigliosa? Beh, il titolo lo dice, arte e potere, sta a significare che Canova è un artista meraviglioso e purissimo, e però è un artista che ha avuto rapporti con i papi, con Napoleone, con gli austriaci, e quindi è l'ultimo artista che ha un rapporto con una committenza importante che vuole manifestare la propria esistenza attraverso l'arte. Quindi è molto importante che l'arte non sia un fatto personale o privato come subito dopo diventerà, ma che sia viceversa la testimonianza di come si illustra, come se il sindaco di Possagno facesse un tempio come quello di Canova. Oggi questo è impossibile, ma nel tempio c'è stata una sostituzione tra l'artista e l'uomo di potere, perché l'artista si è fatto un monumento più grande che se fosse Napoleone, si è fatto un Pantheon. Quindi il rapporto con il potere è quello che rimane di noi oltre la nostra vita, e Canova ci dà la testimonianza di come l'arte sia la vita che non finisce. In questa mostra c'è un'opera importante appena restaurata, l'Apollino. Ci racconti la sua storia? Quale opera sarebbe? L'Apollino. L'Apollino è come un'opera come un'altra, nel senso che un'opera che viene restaurata è la prova che una mostra ottiene un risultato che non è soltanto quello di fare una prova di forza, cioè spostare le opere da un museo e portarle in una sede dove altri le possono vedere, ma rimandare l'opera da dove è partita in condizioni di buona conservazione, quindi è un atto di civiltà tra musei, tra istituzioni. Bassano ha lavorato con Possagno e quindi quello che è accaduto a Bassano è
la testimonianza di una grande collaborazione e di un'apertura che a un certo punto ho dimostrato verso una spinta in avanti che Bassano aveva immaginato rispetto a Possagno. In realtà le mostre sono collegate perché chi va a Bassano è giusto che venga a vedere la Gipsoteca e noi continuiamo fino alla fine del 23 le attività espositive, quindi possiamo dire che il 22 ha avuto come botto finale, come fuochi d'artificio, la mostra di Bassano, con un bel museo, un bellissimo museo, con una sede tale da consentire di utilizzare gran parte delle cose di Canova che non sono normalmente esposte e quindi dimostrare come qui ci sia tutto quello che gli sopravvive di un uomo che ha lavorato a Roma, quindi Roma sia stata in questo periodo a Bassano e a Possagno. Scusi Presidente, lei è stato sindaco di diversi paesi. Sì. Bassano va al voto il prossimo anno, si candiderebbe? No, non mi candido, mi candido in altri luoghi, quindi non farò in tempo, sarò sindaco già altrove. Però Bassano è una città importante, poi è una città della mia vita, perché ho iniziato la mia attività di ispettore delle belle arti a Vicenza ed ero sempre a Bassano, 1977, quindi sono luoghi di cui conosco tutti i monumenti e la formidabile capacità con il ponte, con il fiume, di indicare una vita felice, insomma, che è quella che qui ha vissuto nella sua infanzia a Canova ed è qui voluto tornare anche per esserci per sempre. E lei come sindaco, nel registro del suo comune, i figli delle coppie omosessuali li trascriverà? Vabbè, io trascrivo solo coppie omosessuali, non mi occupo altro che di figli omosessuali. Non mi sembra un argomento, voleva parlare di Canova? No, sono favorevole, sì. No, trascrivo, non so, è un tema, il mio vice sindaco è comunista ed è omosessuale, questa è la linea della mia amministrazione. Quindi il mio vice sindaco, io sposerò, tra l'altro devo sposare il filosofo Vattimo con il suo compagno, quindi la mia apertura è totale. Così dunque Vittorio Sgarbi, lo abbiamo sentito, anche lui interpellato oggi dai colleghi sui diritti civili. Allora veniamo ad Andrea D'Apporto, poi ci accompagnerà anche nel vedere quello che è successo di cronaca oggi. Andiamo con le immagini alla manifestazione di Milano che in realtà si è da pochissimo conclusa. Ecco qua, possiamo anche abbassare l'audio, ci serve per mostrare quello che è successo a Milano questa mattina. Allora oggi D'Apporto, lei grazie per essere qui, naturalmente tantissimi, diceva poco fa, a Milano per questa manifestazione che acquista sempre più valore, sempre più importanza e sempre più partecipazione, sempre maggiore partecipazione, proprio perché da nord a sud il tema ormai è sentito, è così e Milano è significativa in questo senso. Sì, è significativo la scelta di Milano perché la scelta sempre ogni anno è dal 1996 che esiste questo giorno che diciamo Libera ha scelto di dedicare il primo giorno di primavera al ricordo delle vittime innocenti di mafia. Nel 17, dopo 21 anni, che appunto Libera esercitava questo momento di ricordo, di memoria, di impegno, è diventata legge dello Stato, cioè oggi è legge dello Stato che riconosce il 21 marzo come il giorno del ricordo e dell'impegno. Questa cosa è importante, cioè il ricordo e l'impegno, proprio perché il ragionamento su questa giornata è centrare la memoria delle vittime innocenti. Chi conosce la manifestazione, chi segue la manifestazione, il cuore di questa manifestazione sono la lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia. E credo sia molto interessante per capire la storia del nostro paese e anche del costume del nostro paese, come è nata questa idea. Due madri, la mamma di Saverio Antiochia, la madre di Roberto Antiochia, Carmela Montinaro, la madre di Montinaro, due poliziotti uccisi che erano parte delle scorte, di fronte al fatto che continuamente si diceva ma il Falcone, Borsellino e gli uomini della scorta, a un certo momento dissero a Don Ciotti ma perché mio figlio non deve avere un nome? Perché ci sono i nomi illustri che vengono ricordati e i nomi delle persone semplici, come gli uomini della scorta, che quindi avevano un ruolo fondamentale e importantissimo, non viene ricordato. Da qui nacque l'idea appunto
di avere questo giorno dove c'è il ricordo e l'impegno, e il centro della manifestazione è proprio la lettura di oltre 1100 nomi di vittime, e le vittime importanti, le vittime che tutti conoscono, che sono sulla bocca di tutti. D'accordo, vediamo, Sì. si uniscono evidentemente, oggi si sono uniti i nomi dei bambini morti negli sbarchi, mi pare di capire. Sì, difatti diciamo, il concetto si è allargato, non per questo è diluito, ma importante. Si sono aggiunte una serie di nomi che sono appunto dei bambini poi di quelli a cui si è riusciti a dare un nome, perché uno dei punti drammatici è che la stragrande maggioranza di questi che muoiono in mare, figli anche del nostro egoismo, praticamente non hanno un nome. Come, ecco, se mi è concesso fare un'analogia, presentare un'analogia, uno dei punti, diciamo, drammatici che dovrebbero parlare alla coscienza di questo Paese è che di quei 1100 nomi che si leggono, la stragrande maggioranza non ha avuto giustizia. Per cui non si è individuati i mandanti, o se si sono individuati gli autori materiali sono rimasti occulti nella nebbia dello stragismo, nella nebbia della collusione, eccetera, i mandanti effettivi di questi delitti. E quindi è un modo appunto per ridare forza, di ricordare, è diciamo una forma di riparazione, se lieve, della società rispetto a questo grave, diciamo, colpo che viene inferto proprio nel fatto che oggi rimane questo aspetto, rimane ancora profondamente senza giustizia. Vedevamo poco fa inquadrato proprio Don Luigi Ciotti, che ha concluso da pochissimi minuti il suo intervento e che oggi ha detto l'80% dei familiari delle vittime non conosce la verità, esatto, quello che stava dicendo adesso. Sì, la cosa molto bella della giornata, cioè il 21 marzo c'è la giornata del ricordo, la manifestazione, tante ragazze, tanti ragazzi. Il 20, ieri pomeriggio, invece si è tenuta l'assemblea dei familiari delle vittime innocenti, che è un momento anche questo di condivisione di un dolore e anche però di una richiesta di giustizia estremamente importante. Dicevo, quindi questa giornata è una giornata della memoria. Perché è importante? Perché la memoria è uno dei punti costitutivi dell'identità di un paese, dell'identità di quella che si usa molto spesso, l'idea di una nazione. Allora, porre dentro l'identità di questo paese la memoria di questo problema è fondamentale. L'altro aspetto che si collega ad esempio alla presenza del ministro a Venezia o del Presidente della Repubblica a Casal di Principe, il ricordo di Don Peppe Diana, è un altro elemento fondamentale, che la mafia è un fenomeno continuamente in evoluzione e allora avere sempre un momento di attenzione, di ricordo, è capire anche come la mafia si evolve. Ad esempio, io vado anche recentemente, in preparazione del 21 marzo, sono stato in varie scuole, sono stato ad esempio al Duca d'Abruzzi, ho fatto diversi momenti di incontro con i ragazzi. Ecco, l'elemento che emerge è che c'è un'attenzione dei ragazzi importante rispetto, anche sollecitata, anche emotiva, però molto spesso sembra che la mafia sia, per i ragazzi ma anche per le persone, un fatto storico. Cioè che ormai si sia, come si dice, superata quella mafia stragista, quella che ammazzava, l'idea dello stereotipo del mafioso con la coppola e la lupara a canne mozze, e non si comprende oggi la trasformazione profonda invece che ha avuto la mafia. Io faccio un esempio, basta vedere il percorso di Messina Denaro. Stragista, si era macchiato di dei delitti terribili, compreso quello di sciogliere un bambino nell'acido. Alla fine la sua traiettoria lo scopri che è un imprenditore nel settore turistico e nel settore del commercio. Ed è questo l'elemento su cui riflettere, in modo particolare nel Veneto. In Veneto non succedono, non ci sono fatti di mafia, fatti di sangue, diciamo per fortuna rispetto alla nostra realtà.
Ma perché? Perché il Veneto viene ormai indicato come una zona rossa dagli studi che vengono fatti, di che cosa? Del riciclaggio, di una presenza sottile interna della mafia. E perché? Perché le mafie, insomma l''ndrangheta, hanno accumulato un'enorme ricchezza, c'è stata una capacità anche dello Stato di incidere, di bloccare, di voler rendere trasparente giustamente come gira il denaro, e quindi adesso c'è bisogno di ricollocare questo denaro dal ciclo illegale, dall'economia criminale all'economia normale, perché sennò i soldi, diceva Smith, sono come il liquame. Cioè, se il liquame non lo butti sui campi ti fa puzza e ti ingombra. Così sono i soldi. Cioè, i soldi devono... E la mafia oggi sta usando il Veneto. Il dato interessante sono le inchieste e anche gli interventi della magistratura del Veneto. Pensiamo alla conferenza Aspide del pubblico ministero terzo, pensiamo a quello che abbiamo visto a Caorle. Noi vediamo che non ci sono le imprese mafiose gestite dal mafioso. No. Noi siamo di fronte al fatto che la mafia si insinua, proprio per costruire le forme di riciclaggio, si insinua all'interno dell'economia legale, si camuffa dietro l'imprenditore che casomai è preso dallo stagiraggio, oppure si trasforma dentro. È significativo il fatto che appunto uno dei punti sono l'impresa, che dentro la difficoltà anche del Covid, anche le difficoltà che ci sono state, ha bisogno di denaro, non lo trova. Il settore turistico alberghiero, perché? Perché è quello più esposto a una possibilità di infiltrazione. Tornando a Milano, mi pare interessante il fatto che quest'anno Libera abbiamo scelto di dargli come titolo "È possibile". Cioè, possibile perché è possibile? È possibile significa potere. Noi possiamo. È possibile sconfiggere la mafia. La mafia, diceva Falcone, è un fenomeno umano e quindi, come tutti i fenomeni umani, hanno un inizio ma possono avere sulla volontà di altri uomini anche una fine. Quindi questo è il significato, diciamo, profondo oggi di questa manifestazione, e la cosa importante è se poi questo si irradia nella società. Quei 50.000 ragazzi e ragazze sono il segno di una speranza di trasformazione, di cambiamento, ma soprattutto di impegno civile. Uno degli errori drammatici che stiamo commettendo in questo Paese, che riguarda la mafia come riguarda anche tutto il fenomeno della corruzione, è pensare che questo fenomeno può essere sconfitto dalle forze dell'ordine e dalla magistratura. Le forze dell'ordine e la magistratura fanno il loro impegno, dimostrano di aver fatto egregiamente il loro impegno. Ma se poi dopo pensiamo che questo è punto di riferimento, è semplicemente se uno è condannato, la condanna arriva rispetto a un mondo che è un mondo, come si può dire, dove si è commesso il crimine, ma intorno al crimine c'è molto. Per fare un esempio molto, molto significativo, Nando Dalla Chiesa, il figlio del generale Dalla Chiesa, che insegna sociologia criminale proprio all'Università di Milano, dice che il mondo della corruzione, come il mondo della mafia, è fatto da figure che non sono perseguibili per legge, perché il corrotto o il corruttore è perseguibile per legge, ma quello che si gira dall'altra parte, no? Non è... Eppure molto spesso c'è chi corrompe, chi è corrotto, ma ci sono quelli che si girano dall'altra parte. Poi dopo c'è un'altra C, c'è quella dei cretini, cioè quelli che non vedono, non sentono, non capiscono. Cioè la politica, l'amministrazione è fatta di corrotti, di corruttori, di cretini, di quelli che si girano dall'altra parte. Allora, i corrotti e i corruttori è il giudice e le forze dell'ordine, ma i cretini e quelli che si girano dall'altra parte sono i cittadini, e i cittadini devono intervenire. Non è possibile che a questo punto dice ma lui non gli abbiamo trovato le impronte sulle mazzette della corruzione, però si è girato dall'altra parte. Ma è complice allo stesso modo. Non se ne è accorto, ma allora sei cretino, se ti rubavano attorno, c'era una banda di ladroni attorno a te e tu non te ne sei accorto. Questa è una riflessione che dovremmo fare anche nel Veneto rispetto
ai livelli anche della politica, rispetto, penso al Mose, rispetto a tutto quello che è successo. Certo, la interrompo un attimo perché andiamo a Padova. Abbiamo sentito il ministro Valditara che ha parlato tanto di bullismo, oltre che di questo tema di cui stavamo parlando adesso. Dovrebbe essere collegato in diretta il collega Guido Barbato per darci gli ultimi aggiornamenti su un caso eclatante di una ragazzina di appena 13 anni che è stata picchiata in Prato della Valle, sostanzialmente da delle coetanee che poi volevano mettere il video sui social. Altro tema questo vastissimo di cui potremo parlare ora. Vediamo se in regia Renato Capoia e Francesca Pezzo riescono a proporci questo contributo. Forse non c'è ancora. E allora, se non c'è ancora, andiamo alla cronaca di questa mattina. Dalla Marca Trevigiana, Caerano San Marco, Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto dovrebbero essere pronti per raccontarci di un fatto di cronaca davvero impressionante. Una giovane donna che è stata investita da un autobus, una corriera della MOM. Vediamo se sono pronti. Lucio. Ecco, le immagini che vedete sono quelle, le macchie di sangue di quello che è accaduto questa mattina intorno alle 7:20 qui sul piazzale antistante la rotatoria principale di Caerano San Marco, e qui stiamo raccontando la storia di un investimento di una signora di circa 70 anni. Sono con Norio Brombal, che è testimone di fatto oculare. Lei oggi qui che cosa ha visto e a che ora è arrivato? Io sono arrivato circa verso le 7:30, 7:35 e ho visto che erano appena arrivati i sanitari, l'ambulanza e l'automedica, e questa signora per terra, gambe alzate, però non capivo cosa, forse gli è venuta male, non lo so. E poi un signore che era arrivato prima di me mi ha detto che la MOM, la corriera della MOM, forse nel tentativo di bussare alla porta dell'autista, l'autista non si è accorto, aveva fatto già la prima mossa, il primo metro, si è accorto di questa signora ma ormai era sotto le ruote, quindi ha fatto un tentativo di retromarcia per estrarla, però si vede il sangue e mi hanno detto che le gambe sono maciullate, infatti le gambe erano che non le muoveva, era agitatissima con le mani, che buttava le mani, forse aveva dolori, non so, stavano praticando delle punture, dei flebo, che aveva anche il flebo. Ecco, ma cosa ci faceva questa signora? Poi lei la conosce, mi pare, tra l'altro? Sì, abita a 100 metri da casa mia, in via Moresca, io abito in via Montegrappa, quindi, però sì, cammina ogni mattina, al giorno, cammina, va in giro di qua e di là, però non rompe le scatole a nessuno, però non so questa mattina cosa sia successo. Ha qualche difficoltà di deambulazione? Ma sì, alle volte anche il carrettino perché ha difficoltà a camminare, però è autonoma, diciamo, non la va a prendere nessuno, si arrangia. Però questa mattina non so cosa sia successo in questo piazzale. E poi lei ha visto anche l'autista estremamente provato. Sì, era un po' agitato, stava chiamando col cellulare, poi sono arrivati i carabinieri e lì ha parlato con i carabinieri e lì poi l'ambulanza e l'automedica è partita su indicazione dei carabinieri. Poi hanno parlato con l'autista e lì io sono andato via, quindi non so altro. Ecco, allora le condizioni della signora settantenne sono serie, però non è in pericolo di vita. L'autista è un autista che lavora per la MOM, quindi una ditta, diciamo così, privata aggregata alla MOM. Oggi pomeriggio sentiremo il comunicato ufficiale dell'azienda. La corriera staziona sempre qui alla mattina, parte intorno alle 7:20 perché è un bis per raccogliere gli studenti che vanno a scuola a Montebelluna, quindi una tratta di linea normale. Questa mattina molto probabilmente la signora, come fa a quanto pare ogni mattina, bussa ai camion, ai camionisti che sono parcheggiati qui, ha bussato anche all'autista della MOM che probabilmente non si è accorto. A quel punto molto probabilmente l'ha travolta con le ruote anteriori sinistre. Una volta che ha visto cosa è successo ha fatto retromarcia e per estrarla, e questo difatti insomma è quello che è successo. Da Caerano San Marco per il momento è tutto, linea allo studio.
Zanato, grazie a Nicoletta Rizzetto per questa cronaca. Ora sì dovremo essere in grado di proporvi il contributo da Padova sulla vicenda di bullismo che vi raccontiamo da qualche giorno, con Guido Barbato e Federico Cibotto sul posto. Guido, a te la linea, vediamo se mi senti. Buongiorno e ben collegati da Padova. Questo episodio di violenza e bullismo tra adolescenti, come avete sentito nelle ultime ore, sta prendendo anche un aspetto, un motivo, una causa interessante per capire meglio i nostri ragazzi e per capire meglio anche il nostro mondo nel quale viviamo, ovvero il fatto che se non fosse stato ripreso con lo smartphone e poi postato su uno dei più importanti canali di divulgazione, di messaggeria, magari questo fatto non sarebbe successo, non avrebbe avuto la gravità che ha avuto. Ne parliamo in questo collegamento appunto dalla città del Santo con lo psicologo dell'età evolutiva David Polezzi. Buongiorno dottore. Buongiorno. Senta, come analizzare allora l'aspetto social del fatto che due ragazzine siano arrivate, o perlomeno una alle mani a danni di una di 13 anni, frequentano la stessa scuola media, e però una si è portata 7 giorni di prognosi, ma soprattutto se il motore di questo fatto è esibirsi in pubblico, non solo in Prato della Valle, che comunque di sabato pomeriggio è affollatissima, ma sui social, cosa significa? Allora, intanto diciamo che in questa fase dell'età, stiamo parlando di ragazzi di 13-14 anni, quindi siamo in piena adolescenza, è normale e fisiologico che tutti gli adolescenti si preoccupino della loro immagine, cioè come mi vedono gli altri. I social che cosa fanno? Amplificano questa immagine, quindi evidentemente la ragazzina che ha aggredito non solo voleva, in maniera sbagliata ovviamente, a fare una ritorsione, ma voleva anche comunicare non solo alla vittima ma anche agli altri un'immagine di sé aggressiva. Chiaramente i social contribuiscono a rendere più diffusa questo tipo di immagine. Ad aumentare un ruolo nella società magari? Sicuramente, nel momento in cui io faccio un'azione aggressiva di fronte a 3 persone, magari quelle 3 persone possono avere timore di me. Se la faccio e la metto sui social, magari vista da centinaia di persone, è probabile che più persone abbiano timore di me, quindi questo probabilmente le ha dato l'illusione di essere più aggressiva, più potente, più temuta, immagino. Di rivendicare un territorio. Esatto, sì. Tra l'altro appunto nell'articolo si parlava di più persone che erano presenti, quindi fa pensare proprio ad un'azione di gruppo, e anche questa è una dinamica tipicamente adolescenziale, no? Gli adolescenti raramente agiscono in maniera totalmente solitaria, ma agiscono in gruppo, e quindi in qualche modo la loro identità è determinata anche da quella degli altri, è un gruppo che si muove in maniera aggressiva. Senta, può anche essere che nella rete abbiano degli esempi negativi, quali per esempio i social purtroppo pullulano anche di figure aggressive e violente. Sì, no, questo è un altro risvolto, nel senso che nei social non c'è una selezione dei contenuti se non molto blanda, e quindi questo implica che effettivamente altri ragazzi, magari anche più piccoli, possono vedere queste azioni e pensare che sia normale, che sia fisiologico comportarsi così. Bene, ringraziamo il dottor David Polezzi per questo contributo, perché è una sfaccettatura davvero interessante. Per il futuro cosa dobbiamo aspettarci, dottor Polezzi? Ma in realtà è un'evoluzione delle dinamiche che conosciamo da sempre, semplicemente hanno dei modi diversi di esprimersi, perché adesso sono presenti i social e quindi sono più fruibili da un maggior numero di persone, è semplicemente questo. Molte grazie. In conclusione di collegamento volevamo darvi anche una notizia così un po' sulla quale vale la pena meditare, legata alla sicurezza stradale di Padova. Sapete che nella nostra città sono arrivati da diverso tempo i famosi monopattini elettrici a noleggio, anche molto comodi per brevi spostamenti. Abbiamo saputo che nei giorni scorsi una persona, un assessore del comune di Rovigo, è stato investito da uno di questi mezzi, condotto da un adulto
rotta, se non ho letto male, investito alle spalle ed è finito all'ospedale per qualche giorno anche in prognosi riservata, non in pericolo di vita. Si tratta di un assessore proprio della giunta del sindaco Barbierato. Quindi anche su questo fatto vale la pena forse vedere, perché già a volte ci si lamenta per come vengono parcheggiati questi mezzi, ed è vero, spesso sono parcheggiati malissimo. E ora anche sulla capacità di condurli, perché se si investe una persona che camminava sulle strisce, tra l'altro, è arrivato forse anche il momento di meditare o di arrivare a delle buone norme di comportamento anche con questi mezzi alternativi di mobilità leggera, utili, ma per certi aspetti forse anche un po' pericolosi. Linea allo studio. Grazie Guido Barbato, grazie all'ospite. Da Porto, velocemente, perché abbiamo tempi televisivi, un sacco di cose da mostrare, legalità tra i giovanissimi sempre più coinvolti in fatti di cronaca anche molto gravi. C'è tanto da lavorare. Io credo che ci sia da lavorare direttamente sui giovani, ma anche da lavorare sulle famiglie. Stranamente i bambini possono essere buoni o perfidi, no? In alcune occasioni. E molto spesso dipende da come è l'ambiente familiare e cosa gli hanno insegnato. L'altro elemento è costruire una forma di educazione nella società e penso alla scuola. Un momento di riflessione. Anche voi riportate spesso questo fenomeno di aggressione nei confronti di autisti da parte di ragazzi, di studenti, eccetera. Certo. Ma io consiglierei ad esempio alla MOM, alla provincia, agli istituti scolastici, al sindacato stesso, al sindacato dei trasporti. Secondo me sarebbe estremamente interessante se prendono un po' di autisti, li portano a fare assemblee nelle scuole, a spiegare ai ragazzi cosa sta succedendo, quello che svolgono e qual è il loro ruolo. Cioè, è ricostruire dei legami nella società che ci permette di affrontare fenomeni come questi, che sono figli di un cambiamento, della rottura di legami sociali. Allora vanno ricostruiti i legami sociali, certo, perché questa ha bisogno questa società. Certo. Adesso andiamo a vedere un altro caso ancora, 100 frustate, il video shock del battesimo del volo proiettato in tribunale a Latina. Stiamo parlando del caso di Giulia Schiff, ex allieva dell'aeronautica militare, che ha detto rivivere quell'esperienza è stata un'agonia. Sentiamo. È chiamato battesimo del volo, in realtà quelle immagini di violenza sono finite in tribunale. È iniziato così, con la proiezione del video shock, l'udienza del processo a carico di 8 militari dell'aeronautica militare. Si è infranto proprio quel giorno il sogno di Giulia Schiff, ex allieva, di diventare pilota militare. La giovane 23enne ha rivisto in aula i suoi ex colleghi e quelle immagini che l'hanno scossa. Rivivere quell'esperienza è stata un'agonia. Quando mi colpivano, dice, sentivo un forte bruciore. La giovane era stata portata a peso dai militari che ora rispondono dell'accusa di violenza e lesioni, frustata un centinaio di volte, spinta contro l'ala di un aereo e poi buttata in una piscina. Subito dopo aveva denunciato l'episodio di nonnismo avvenuto all'interno della base del 70° stormo di Latina 5 anni fa. L'ex allieva ha parlato a lungo in aula rispondendo alle domande prima del pubblico ministero, poi del suo legale, ed ha rivissuto quei terribili momenti. Durante la proiezione delle immagini l'ex pilota ha indicato i diversi imputati, sottolineando cosa le avevano fatto ognuno di loro. Un gruppo composto da 7 ragazzi ed una giovane. Giulia Schiff ora vive in Ucraina e si è sposata con il marito, ha aperto un'associazione di volontariato. Quello che è successo è una cosa che mi porterò avanti per sempre. Termina, ma ho trovato nuovi scopi nella vita. Spero che la mia storia possa aiutare altre persone. Invece scambiato per uno spacciatore perquisito, parliamo di un 17enne padovano, ha ingaggiato una colluttazione con i poliziotti. Ora il ragazzo e la sua famiglia hanno denunciato gli agenti della squadra mobile. Il saluto con l'amico, il cappuccio calato sulla testa per ripararsi dal freddo e poi via in bici lungo una strada buia in una notte d'inverno. Era lo scorso 16 dicembre, un 17enne padovano stava tornando a casa dopo una cena in pizzeria quando in via Chiesa Nuova all'improvviso è stato bloccato da una pattuglia di poliziotti della squadra mobile impegnati in un servizio antidroga nel quartiere di Montà. Gli agenti in borghese hanno fermato i 2 giovani per la perquisizione. Il primo ha mostrato i documenti, il secondo invece, non avendo capito che
si trattava di poliziotti ha pensato fosse un tentativo di rapina e ha iniziato a divincolarsi e opporre resistenza. In tasca aveva il portafoglio con pochi euro e la sigaretta elettronica, una marca particolare, l'unico oggetto di valore che ha cercato di difendere. Un atteggiamento che insieme al volto coperto dal cappuccio e al saluto con l'amico scambiato per una cessione di droga ha insospettito gli agenti che lo avrebbero spinto a terra e placato per controllare le sue tasche. Ne è nata una colluttazione piuttosto violenta. Un poliziotto ha riportato la rottura della spalla, medicato in pronto soccorso. Quando hanno visto i documenti del giovane, i poliziotti hanno chiarito subito l'equivoco. Il 17enne era stato scambiato per un pusher attivo nella zona di Montà e Chiesa Nuova. Ferito al volto e con qualche scoriazione a mani e ginocchia, il ragazzo è stato così accompagnato a casa dai poliziotti. La vicenda purtroppo non finisce qui. Il ragazzo, visto la prognosi dell'agente ferito di 41 giorni, è stato anche denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I genitori, per tutelare il figlio minorenne, allora hanno deciso di presentare tramite un avvocato una denuncia a querela contro i poliziotti. Secondo la questura, il controllo ai due ragazzi si è svolto in modo regolare e tutto è cristallizzato nei referti del pronto soccorso, che parlano di una prognosi di 41 giorni per il poliziotto e di 5 giorni per il ragazzo che si è opposto al controllo. Ecco, a proposito di quello che dicevamo di ragazzi continuamente protagonisti purtroppo di fatti di cronaca più o meno seri. Allora andiamo a Cornedo Vicentino ora, dove un bar è stato chiuso invece per 12 giorni dal questore. Troppi pregiudicati molesti ospitati dal locale e segnalati dai cittadini. Cornedo Vicentino, autorizzazione a somministrare alimenti e bevande sospesa ad un noto bar del centro e notificata dai carabinieri di Valdagno che hanno posto i sigilli alla serranda del locale. Il provvedimento, che avrà durata per 12 giorni, è stato deciso dal questore Paolo Sartori per problemi di ordine pubblico segnalati più volte dai residenti. Da circa un anno il locale avrebbe ospitato sempre più spesso clienti dal comportamento molesto, molti dei quali pregiudicati e aggravati da precedenti penali riconosciuti più volte dalle forze dell'ordine intervenute. In una occasione, per un cliente ubriaco all'esterno del locale, era stato necessario l'intervento del 118, mentre un altro era stato trovato in possesso di hashish. Una notizia battuta dalle agenzie poco fa: un 30enne moldavo che da giorni esplodeva colpi di arma da fuoco fuori dalla finestra di casa è stato denunciato e la sua abitazione perquisita dalla squadra mobile di Padova. Un esposto di alcuni residenti della zona aveva segnalato che da qualche settimana un uomo residente nello stabile si divertiva di via Eulero, si divertiva di sera e di notte a esplodere colpi di pistola dalla finestra di casa e nei campi dietro l'abitazione. Recentemente proprio uno di questi colpi aveva forato il vetro di una finestra di un palazzo vicino. Immaginiamoci con quali rischi naturalmente per i residenti. Torniamo nel Vicentino, a Schio, perché vedo pronta Luisa Bertini. Stamattina c'è stato un taglio del nastro importante proprio perché per i ragazzi e per i giovanissimi che non solo frequentano la scuola ma fanno anche sport c'è bisogno di strutture adeguate. C'è stata un'inaugurazione significativa. A te Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Schio in compagnia del sindaco Walter Orsi e in compagnia del presidente della provincia Andrea Nardin, perché oggi c'è stata un'importante inaugurazione, la palestra di un campus studentesco frutto della sinergia e anche della lungimiranza, possiamo dire, tra comune e provincia. Di cosa si tratta? Sì, la collaborazione fra enti ha portato a un gran bel risultato, quindi da parte del comune di Schio l'ha messo a disposizione dello spazio, dei terreni, da parte della provincia l'investimento economico e quindi un risultato di una collaborazione veramente meraviglioso. Ma la cosa più bella è vedere come i ragazzi stiano già vivendo questo spazio in maniera eccezionale, quindi come delle cose immateriali che sono questi edifici, attraverso la presenza di insegnanti e ragazzi prendono forma, prendono vita. Ecco, una lungimiranza che parla anche di investimenti per il futuro da parte della provincia su strutture scolastiche. Investire sul nostro futuro, sui nostri figli, sui nostri ragazzi è la cosa più importante e quindi pensare che nel prossimo triennio la provincia di Vicenza investirà circa 80 milioni di euro in infrastrutture è un qualcosa che ci rende orgogliosi, ma soprattutto che ci fa ben sperare per il futuro. E poi, sindaco, questa inaugurazione arriva anche in un anno particolare per Schio, perché si parla di sport, perché? Sì, Schio, Città Europea dello Sport 2023, un riconoscimento assegnatoci da ACES
non solo per la validità degli impianti sportivi, ma in modo particolare per i progetti non solo agonistici ma anche socio-sportivi che vengono sviluppati all'interno dei nostri impianti, in un'ottica di grande inclusione e di particolarità di innumerevoli sport che non fanno differenze tra lo stato fisico e psicofisico delle persone. Ecco, e poi questa è una palestra che andrà a servire non soltanto gli istituti scolastici ma anche proprio tutta la cittadinanza. Sì, l'accordo con provincia è appunto durante l'orario scolastico adibita il servizio dei 5.300 studenti che frequentano il campus, in orario extrascolastico la possibilità di essere utilizzate dalle varie associazioni che gravitano non solo nella città di Schio ma nel territorio circostante. Ecco, io ringrazio il sindaco e il presidente della provincia e restituisco a voi la linea studio. Isa Bertini, allora da Porto per concludere, prima il Ministro ha detto più scuola per i ragazzi, anche per i bulli, non meno scuola, e anche strutture del genere accolgono come si deve i ragazzi in questo loro percorso, facendoli sentire membri di una comunità. La scuola è un punto fondamentale, è un punto fondamentale di crescita, è un punto fondamentale anche di speranza. E gli insegnanti hanno questo compito fondamentale, non c'è una scuola astratta, la scuola è fatta di ragazzi e di insegnanti. Non a caso noi abbiamo capito nel Covid, per fare un attimo un passo indietro, come era terribile non andare a scuola. Perché? Perché la scuola è fatta di aule, è fatta di ragazzi che stanno assieme. E allora torniamo a, diciamo, all'ordine del giorno, per dire... quei 50.000 ragazzi, ragazze che sono a Milano sono il segno di un impegno per una speranza, per un'idea di cambiamento e per un'idea di rinascita di questa società. Dicevo prima, Falcone affermava che la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio e ha una fine. Dipende da noi se c'è la fine. E è possibile... È possibile farlo, questo è il messaggio, il lancio di un messaggio di speranza che lancia Milano ma che si lancia a tutto il paese, ma visto anche il carattere, diciamo, universale ormai delle mafie anche al mondo intero. Quello è un punto di partenza, punto di arrivo di tante persone che si sono impegnate in queste settimane per costruire quella manifestazione, ma non finisce lì, lì è il punto di ripartenza di una speranza e di un impegno. Grazie comunque a voi che avete consentito con la vostra manifestazione di essere presenti anche nella nostra provincia e nella nostra regione. Grazie. Assolutamente, Grazie. Ci sembrava uno spazio doveroso, abbiamo sentito prima Don Ciotti, abbiamo anche visto accennare, confermo, proprio anche ai bambini, quelli riconosciuti, come diceva lei, qui, a cui è stato possibile dare un'identità del naufragio di Cutro, purtroppo. Un'altra notizia, è stato ritrovato oggi purtroppo dai sommozzatori, dei vigili del fuoco, il cadavere del pescatore che era disperso da ieri pomeriggio nella zona del lago artificiale nel comune di Lamon. Nelle ricerche del 70enne erano impegnati i vigili del fuoco da tutta la provincia, purtroppo alla fine l'epilogo che si temeva il ritrovamento del corpo senza vita. Vi ricordo in chiusura il sondaggio in vista di Ring questa sera, la trasmissione condotta dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino, dedicata il martedì da qui alle elezioni comunali in buona parte proprio alla città di Treviso. C'è un problema di sicurezza dopo i fatti che sono accaduti in zona stadio ieri con una tentata rapina davvero rocambolesca? Per dire di sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690. Vi ricordo questa sera Ring proprio a partire dalle 21:15, ci saranno ospiti Alessandro Manera della Lega, Roberto Grigoletto del Terzo Polo, Stefano Pelloni del Partito Democratico, Giuliano Guidotto del Movimento 5 Stelle e Paolo Calia, giornalista del Gazzettino. Noi ci fermiamo qui, tra poco il meteo, un po' di pubblicità, poi torneremo in diretta con Alice Montagnier, lo spazio dedicato all'ULS 2, si parlerà di malattie della retina dalla diagnosi alla terapia e sarà ospite il dottor Nicola Zemella, direttore dell'unità operativa di oculistica dell'ospedale di Conegliano. Grazie ad Andrea
Andrea D'Apporto di essere stato nostro ospite e grazie a voi che ci avete seguito fin qui. Una buona giornata da parte mia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Alta pressione sull'Italia, condizioni dunque buone sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 21 marzo. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per il passaggio di velature, specie nella seconda parte della giornata. Nelle ore più fredde probabili foschie o nebbie in pianura. Temperature in contenuto aumento, minime tra 3 e 7 gradi, massime invece tra i 16 e i 19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo da sereno a poco nuvoloso. In giornata sarà possibile anche qualche addensamento sulla zona montana. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 16-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà in prevalenza soleggiato con locali nubi alte in transito. Temperature minime tra 4 e 5 gradi, massime infine sui 19 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.